La terza sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta dal giudice Antonio Napoli, ha disposto 4 condanne nel processo scaturito dalla sconvolgente inchiesta sulle torture ad alcuni disabili psichici di Licata postate sui social network. I giudici hanno ridotto leggermente le condanne rispetto alla sentenza di primo grado. 7 anni di reclusione ad Antonio Casaccio, 9 anni in primo grado. 6 anni e 6 mesi di reclusione a Jason Lauria, 8 anni in primo grado. 5 anni e 10 mesi di reclusione a Gianluca Sortino, 7 anni in primo grado. 4 anni di reclusione ad Angelo Marco Sortino, 7 anni in primo grado. Sostituita inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni nei confronti di Angelo Marco Sortino. Confermato dunque, seppur con lievi diminuzioni di pena, l'intero impianto accusatorio. 1 anno e mezzo fa i 4 imputati erano stati condannati dal GUP del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano. Una sentenza che per certi versi fece giurisprudenza. Fu la prima volta che in Sicilia venivano condannate delle persone per tortura dall'istituzione del reato nel 2017. L'inchiesta, coordinata dall'allora procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore Gianluca Caputo, risale al gennaio 2021, quando i carabinieri della compagnia di Licata, guidati dall'allora capitano Francesco Lucarelli, fermarono 3 persone accusate di aver picchiato e torturato 3 disabili psichici, postando sui social le immagini registrate con uno smartphone. La vicenda ha avuto un notevole impulso, con la decisione delle vittime, spaventate e intimidite, di rompere il muro del silenzio e denunciare tutto ai carabinieri, con non poche difficoltà dovute al timore di poter subire ritorsioni. Ritorsioni che puntualmente si sono verificate ai danni di uno degli invalidi che, appena 2 giorni prima, aveva denunciato i suoi aguzzini.